Il medico, l'imprenditrice e l'architetto. Sarà uno fra loro tre il candidato sindaco del centro-sinistra alle comunali di Castelfranco Veneto. Dopo la rinuncia di Sandro Faleschini, ecco il tris di partecipanti alle primarie aperte del Partito Democratico. Ognuno con il proprio programma, ma tutti determinati a staccarsi di dosso le etichette troppo facili. Claudio Beltramello sarebbe identificato come renziano, volendo ragionare in termini di correnti, ma il 45enne non vuole. Non mi piace parlare di correnti, sicuramente mi supportano molte persone del circolo PD di Castelfranco. Laura Viola invece verrebbe ritenuta la bersaniana, tuttavia la 48enne spiega che questa è una categoria da vecchia politica. Allora, se vogliamo svecchiarla, parliamo del Partito Democratico. E Alessandro Boldo sarebbe il libero battitore che gioca senza partiti, ma il 37enne precisa che non è andata proprio così. Non sono io che mi sono proposto, è la società civile. Puntualizzazioni a parte, ecco le priorità di ciascuno per la città del Giorgione. Castelfranco deve guardare al futuro, deve dare speranza ai giovani e alle imprese, deve ritrovare centralità nella sanità, nella parte culturale meravigliosa e nello sport. La cultura, una cultura intesa come portatrice di valori ma anche come portatrice di economia. Le priorità sono un sindaco presente, che sia un'interfaccia vera rispetto ai cittadini. La tutela alle fragilità, perché dobbiamo irrobustire e accompagnare quei processi che oggi sono fragili. La frammentazione del tessuto sociale, l'impoverimento del capitale naturale e quindi l'ambiente. Uno di loro tre ce la farà, appuntamento a domenica 14 dicembre.